Consiglio regionale ha approvato e 4 mesi d'esercizio provvisorio. Sa minoranza ha dichiarato che ha temprare tutto sardecche di a disponimento per accabare la relatta in merito a sa finanziaria. L'assessore su bilancio Giuseppe Meloni ha fatto un appello a maggioranza e opposizione per accattare un accordo in merito a sostema spruso importante. Sasetti ha convocata in antisprocrasa l'hanno anticipata per esaminare impresse la legge di stabilità. Procrar vortedì invece si esprivide una settia compartia che in su cal pro discutere de su testo desa manovra. Sa manera deve vedere sas espressioni impreadas da esorbandior lassano a pacardudas. Si robatoriu a su Vurgone portavalore de su 28 de martu in Livorno di a poter essere stau vattu da una greffa de sardos. Sa procura ha aperto un'inchiesta pro il robatorio aggravau, un robatorio che ha fruttau 4 milioni di euro. Su prefetto de Livorno è Giancarlo Dionisi, che quando vi prefetto de Nugoro ha attaviato iter prova che nascire un gruppo de traballo, compartiu che in tutte le prefetturas, pro comunicare impresse e che in profetto sas informazioni necessarie a proponere in sicurezza sos spostamento de sos portavalores, un protocollo che Dionisi commo di acquerere applicare in Livorno puru. Sa schirca de su 9 decade Natale 2024, fatta dai sos carabinieri de su RIS e dai su nucleo sommozzadore de Casteddu, in su Vundale, sutta su ponte dei statale 195, ube Igor Sollai annao de carghettau su telefono de sa muzzere, Francesca de Idda e sa mazzetta che attimpreau pro lucchidere, no hai ambocau a pizzu nudda. Oie, pro sos investigadores cussos strastos, nonché lo osata imbolaus in cue dai su Vurgone suo, Sollai, commentannau in sa confessione de su 21 de Sant'Andria. Su telefono de Francesca de Idda, 42 annos, si che è morto pro l'ultima volta su 31 de maio. Sa matessi die che Andrea de Idda su frade aia denunziato a sos carabinieri chi sa sorre non s'accattava a prusu. Finza sattando, Igor Sollai aia timpreato su cellulare de sa muzzere prova che scredere chi figalu viva. Ma su chimbe de capidanne, quando somine vizai in carcere dai 2 mesi chi s'accusa di omicidio volontario ed ha scuvau su carasu, su telefono e sta barrau a luttu pro 7 ore e mesu, da sarbattor manco un quarto a sas 11:11, collegandesi a un ripetidore in pratta a Santa Luchia in Assemini, chi cuzica parte de sa vidda e un'area de campagna a curso su cavalcavia ferroviario. A postir de cussa attividade, su telefono si che è morto de su tottu, senza lo poter accattare. Sos carabinieri de su Ros e sos de sa compagnia de Iglesias nana che non fitti in possesso de unu parente de sindagau o de sa vanzedda de Sollai, ca vin tottus intercettaus e innedda de su ripetidore de Santa Luchia. Sos accertamentos de sa procura in prus confermano che su cellulare no aia codiche e duncasa pode dare chi calicunu la patacattau, la patalluttu provieri si funzionavata e la pallassau a si che morrere il garrigu. Sos investigadores, commos un pensande chi Sollai, che ha tornare in corte di assise su 7 de maio, non capatimbollau su telefono dai su ponte di statale 195, come ha confessau, ma dai su cavalcavia ferroviario de Carrera Olimpia in Assemini. Ma tando proite a narrare una vavola, se aia zai confessau. Una cosa è sicura, iscrivete in sos social sa bocao de Andrea de Idda e Gianfranco Piscitelli. Sollai est unu vavulariu e annau vavular finza s'assurtimu, finza scanda confessau, che est una missione parziale ben esestada. La Guardia dei Finanzi ha fatto un sequestro di cocaina e arrestato 2 persone in sesto. A sautista di un camion che in targa polacca l'hanno seiato consegnando una scantar bussias a un uomo arrivato in macchina. Su comportamento de 2 uomini ha posto in oriolus al forza dell'ordine che sono intervenuti a perquisire sos mezzos. In intro des bussias hanno accattausa cocaina destinata a su mercato locale, chi ha fruttau più di 10 milioni di euro una volta a vendia. In sintesi dell'operazione, che hanno sequestrato vinza 29 mizzi e 500 euro, considerato su balanzo dell'attività illecita. Sos 2 uomini sono in su carcere de Utta. A
pustir di plur de decannor di applicazione hanno modificato il regolamento che disciplina la funzione del garante dei detenuti de Tattari. Sa revisione approvata dalla Commissione Consiliare Affari Generales senza un passo importante cara un adeguamento a sar necessidades attuale del sistema penitenziario e a sar richiesta de plus tutela des diritti des detenutos. In sinteri desasettia che abidu partecipando uno scantor membro di su Cussizzu, su bonu desos presentes a Nadao parre in favore a sar modificas propostas, considerando las necessarias pros adeguare a sa novidade normativas e sociales de sos ultimos annos. Non sono mancausos interventor de chi ha deciso de non votare, mentovande dudas in merito a uno scantos aspettos de su regolamento nuovo che non diano isorber de su totus as criticidades ligadas a sas condiciones de sos detenutos. Su dibattito a barra aperto, ma avendo importanza desa questione, una scantar forzas politicas hanno pedido che su regolamento sia discusso in Cussizzu. Un viaggio in tre paragulas e musica, suna chi porri sa mano a sas atteras. Finzas ca unas cantas cosas si depende narrere in claro, atteras er menzus a las interpretare e a las iscoperrere, e forsis essa menzur manera per nos amparare in sa vida e in su palcu. Aliquot errarum, una frase latina chi cheret narrere in carchilocchi in su mundu de Gilberto Ganassi, est unu viaggio in sas intragnas de sa vida, ove si tanca su chircu de sa vida e in su matessi tempus, unu chircu chi diventat infiniu. S'opera de teatru, produzione originale di su Festival de Sovest 2024, l'at iscritta su magistrau iscrittore, unu contu chi commovete e chi vorzis cada uno de noi intendete unu pacu suo.